Allora, quando ho visto i dati di Walter non mi hanno stupito, devo dire la verità, soprattutto per quello che riguarda la produzione in friulano e l'uso del friulano al di fuori della famiglia, che come abbiamo visto è in netto calo. Ma non è che mi ha stupito perché andando per i corridoi o facendo sorveglianza a ricreazione sento sempre di meno parlare friulano rispetto a quando ho cominciato a insegnare nel 92. Ma lo vedo proprio insegnando tedesco e quando insegnavo inglese alle medie o di là al Daronco. E vi dirò poi più nel dettaglio perché lo lasciamo sospeso. Partiamo dall'inizio. Chi è bilingue? Beh, bilingue è, usiamo questa definizione, chi capisce e parla più lingue per semplicità. Non sto a distinguere fra poliglotta, diglossia e così via. E parlare più lingue ha indubbiamente degli influssi nel nostro cervello. Questa foto l'ho presa da questo libro, che invito tutti a leggere, il libro famosissimo di Franco Fabbro, per avere poi ulteriori particolari sulla differenziazione anche che qui mostra in questa immagine fra il parlante bilingue tardivo e il parlante bilingue precoce, cioè chi ha imparato la lingua prima dei 10 anni e dopo dei 10 anni, che come vedete, qui vi dico solo questo, l'area di Broca, che è quella deputata alla produzione, alla articolazione del linguaggio, è separata prima dei 10 anni ed è invece unita dopo dei 10 anni. Ma al di là di questo, l'attività del parlare più lingue ha dei benefici, è indubbiamente una risorsa per il nostro cervello, proprio anche come prevenzione medica, perché questo comporta un'attività cerebrale maggiore del 25% e anche proprio anche di materia grigia. Oggi sono esami, sì, non sono un medico, ma insomma si sa che questi esami permettono cose che, non so, quando ho studiato all'università, in questo libro, che è un libro degli anni 90, ancora in lire, non si sospettava, ma non si aveva ancora conferma, diciamo così, medica. Ecco, questo porta, Serena, tu che sei in questo settore, porta un ritardo nell'insorgenza di malattie come l'Alzheimer e demenza senile. Mi fermo un attimo per citarvi un esperimento che ha fatto il San Raffaele di Milano. Ha preso 85 pazienti, di cui metà erano monolingue, l'altra metà bilingue, provenienti dall'Alto Adige, quindi italiano-tedesco, ed è risultato che chi era bilingue, pur avendo comunque una degenerazione del cervello, delle aree cerebrali notevole, aveva un ritardo nel manifestarsi, nella manifestazione della malattia stessa. Questo in termine tecnico lo chiamano riserva cognitiva funzionale, cioè probabilmente parlando due lingue quotidianamente il nostro cervello sviluppa delle aree che poi servono a contrastare la malattia. Non è una cura, ribadisco, non è una cura, ma insomma aiuta. Anche dalla rivista Stroke, anche l'ictus viene ritardato, cioè il 50% di probabilità in meno di avere dei danni cognitivi dopo un ictus se si è bilingui. Ma soprattutto questa maggiore attività cerebrale porta a flessibilità cognitiva, capacità maggiore di concentrazione, quindi di decisione, percezione di stimoli, riconoscere le voci, riconoscere i suoni. Ci sono esperimenti con bambini bilingue francese e inglese dove si vede che i bambini piccolissimi, 3 anni, appena il parlante che gli sta di fronte osservano come si muove la bocca e subito erano in grado di capire se il parlante era inglese o francese. Quindi tutto questo
porta è sicuramente una marcia in più nel cervello. Non è detto che questo faccia del bambino bilingue o del bilingue un genio, ma gli diamo una chance in più, gli diamo degli stimoli maggiori. Poi ci sono naturalmente, questa che riguarda noi insegnanti di lingue, chi parla già una lingua ha una maggiore comprensione di un'altra lingua, impara questi 20% in più da test che sono stati fatti, impara una lingua ancora meglio perché ha già delle capacità di confronto. Faccio un semplice esempio, i falsi amici, no? Un catabai furlan, insomma, il sace che tace non è tazza, no? Quindi avendo già questo meccanismo in testa, nel momento in cui impara l'inglese deve a che fare, o con un'altra lingua, insomma, a che fare con un falso amico, ha già quei meccanismi che gli permettono di distinguere e di evitare di cadere nell'errore. Ovviamente questa è la cosa più importante, capire culture e mentalità diverse, perché più lingue, sapere più lingue significa ampliare il nostro pensiero. Cito a questo proposito quanto diceva non solo Humboldt, lo scienziato Humboldt, famosissimo, ma soprattutto Wittgenstein: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Quindi come io parlo, a seconda di come io parlo, strutturo il mio pensiero. Chi parla più lingue ha fatto sicuramente questa esperienza e lo sa. Quando ho mostrato a Walter questa slide ho detto non essere capito, lui si è messo a ridere, non l'ha capita subito, però per me è una cosa importantissima, perché quando vado in gita con i miei ragazzi mi fanno un po' pena, perché non parlano friulano fra di loro, raramente parlano, io li sento raramente parlare friulano. Ma se io penso, quando andavamo noi in gita, era bellissimo, in giro per Roma e Firenze, tappaiava in furlan, nessuno scappive e si sentiva in libars, evitavi anche di fare brutte sfigure, perché dicevi tantissimi smonadis, chiudo. Ma comunque, non solo in questo caso, ma è un vantaggio, anche quando lavoravo nelle ditte, insomma, col mio paron, i studenti di SIAL saltavano per furlan, perché eravamo sicuri che chi ci stava di fronte non ci capiva. È un vantaggio anche questo, che chi non, cioè il trascurare io qui un'altra lingua, la conoscenza di un'altra lingua è un danno. Ok, pregiudizi da sfatare. In questo libro, ancora, si dice proprio questo: chi parla più lingue ritarda l'apprendimento, le parla dopo. L'ho detto anch'io. Gli ultimi test dimostrano che non è così. Chi parla due lingue, il bambino parla quando deve parlare e quando vuole parlare soprattutto. Inappropriatezza linguistica, i non stai tabaià, furlan ai frus che snota bain mal. Così hanno detto le maestre a tanti genitori negli anni 60 e 70, facendo danni enormi, enormi. Non è vero, anzi, quello che noi chiamiamo il mesedot, che in termine tecnico si chiama code mixing, è in realtà dimostrazione di un linguaggio ricercato, sofisticato, perché il bambino non mescola le due lingue se non sa che chi è di fronte capisce entrambe, e quando le mescola seguendo le regole grammaticali delle lingue che parla. Quindi è risultato anzi di intelligenza. Gli antichi greci dicevano che parlare più lingue vuol dire perdita dell'anima. È vero, io parlante friulano, italiano e tedesco non mi sento una sola, mi sento più cose, ma è una ricchezza, non va vista ovviamente come qualcosa di negativo. Mi dispiace non poterlo fare con tutti, questo sì. Mi dispiace non poter parlare in tedesco quando una cosa vorrei esprimerla in tedesco, e così l'avrete probabilmente sperimentato anche voi. Altro mito da sfatare: si possono avere i vantaggi del plurilinguismo solo da bambini. Non è assolutamente vero. Esiste un fenomeno chiamato convergenza, per cui
Se l'esposizione è lunga, se la motivazione è alta, se il coinvolgimento emotivo è importante, si arriva a stessi risultati. Forse la pronuncia non sarà perfetta, ma chi se ne importa. Si arriva anche a livello cerebrale proprio alla stessa cosa. E vorrei sapere chi erano, come parlavano l'italiano i 40 pazienti dell'esperimento. Sicuramente non parlavano un italiano perfetto, sicuramente avevano un accento alla Ratzinger, diciamo, ma questo non importa, però avevano i benefici allo stesso modo. Ma ora entriamo nel mio mestiere, cioè insegnare tedesco o insegnare inglese a chi parla friulano, perché è il gruppo più importante. Prima vi dicevo, mi sono accorta che i ragazzi hanno una conoscenza passiva, ma non così forte, attiva del friulano, soprattutto da questo errore che io fino a 15-10 anni fa non incontravo mai. Cioè loro conoscono, capiscono il friulano, ma lo parlano poco e questo porta a errori nella frase interrogativa in tedesco. Perché? Perché esiste un transfer positivo quando si parlano più lingue, cioè le cose che sono uguali nelle stesse lingue io la applico. E in friulano c'è l'inversione del soggetto e del verbo soggetto, c'è solo in 3 persone, no? O soi, soio, tu sei, seis tu, e nel plurale, però tutto questo si trasferiva benissimo. Io adesso ho visto una crescita esponenziale degli errori in tedesco, dove in tedesco è più importante forse che in inglese, ma c'è anche in inglese l'inversione nei verbi modali e nel verbo essere e avere. E è veramente una crescita di questo errore, non riesco a darmi pace, perché fino a 15 anni fa, 10 anni fa, non avevo bisogno di spiegarlo. L'altro grande vantaggio di chi parla friulano è il fatto che conosco la differenza vocalica, cioè fra la quantità vocalica fra vocale lunga e vocale corta, che non esiste più in italiano, perché dal latino all'italiano è andata persa. E vediamo, lo possiamo vedere da alcuni esempi di coppie minime. Cioè, cosa sono le coppie minime? Le coppie minime sono quelle parole in cui basta cambiare un suono e cambia il significato. Questa cosa, la sensibilità per la quantità vocalica c'è nei parlanti friulani, non c'è in chi non è parlante friulano, anche solo in chi è dice sì io capisco tutto il friulano ma non lo parlo, la perdono ed è una perdita grande. Lo stesso per la lunga e breve, che è importantissima, soprattutto in inglese. Non sto a leggervi gli esempi, ma insomma, sì, ok, in friulano mil e mil, in tedesco sitzen e sitzen, o bitten e bieten, o in inglese eat e eat. Mi verrebbe da farvi l'altro esempio più famoso, ma non ve lo faccio. Facciamo hit e heat, o these e this, che sono fondamentali in inglese. Ecco, la U lunga e la U breve, mut, o brut, e brut, in inglese anche importantissima, full e full, e in tedesco anche mut e mutter. Anche la U lunga o corta, fondamentale in tedesco, è presente anche nel friulano. Pog e poc, offen e der Ofen, lunga. Altro vantaggio del friulano, questo in inglese, è la formazione del plurale, no? Basta mettere una S e io in quasi tutte le parole friulane ho il plurale, ma non solo, mi permette di capire anche perché nelle parole che finiscono in S io in friulano devo aggiungere una I, quindi chiase, chiasis,
e lo stesso in inglese, house, houses. Altro vantaggio del friulano è che non posso non sottintendere il soggetto. Avevo un'amica inglese che mi diceva sempre: ma come fate a dire è? No? È. No, non esiste. E io pensavo sì, no? Non esiste. Ma in italiano sì, ma nelle altre lingue, il friulano, l'inglese, bisogna sempre mettere il soggetto, ed è uno degli errori che i parlanti italiani fanno più spesso. Non sto a leggere, possiamo anche leggere: piove al pluv, addirittura è uguale anche in francese, il pleu, it rains, it's raining, es regnet, è bello, ecco questo non so, è bello, invece in inglese alle biele, in tedesco es ist schön, it's beautiful. Altri vantaggi che io trovo sempre, a cui cerco di fare riferimento nelle lezioni di ogni giorno, è dicevamo apertura mentale. Non tutto quello che è maschile deve essere per forza maschile in un'altra lingua, e questo il friulano ce lo insegna, perché la mela è il miluc, la forchetta il piron, la spoglie il burro, e questo è fondamentale in tedesco, altrimenti non posso capire perché il sole è femminile e la luna è maschile, non solo perché la Merkel è al capo del governo. Ecco, poi anche alcuni parallelismi in inglese, proprio I have to go, jai di là, ma soprattutto la differenza fra i due doveri. Scugni, e in tedesco sono uguali, sollen e müssen, e anche in inglese I have to e I must, sono abbastanza simili. In italiano noi abbiamo solo dovere, possiamo metterlo in altre maniere, ma insomma c'è solo dovere. Poi tutte le parole di origine tedesca, slava, mi fermo a alcune interessanti, quelle che conosco, insomma: Spolert, dal tedesco Sparherd, Spicce, in tedesco Spitzen, Fark, che deriva da Ferkel, tedesco, cioè voleva dire maialino, invece il friulano vuol dire talpa, ma deriva dal tedesco. O la Brut, non il brodo, la Brut, il femminile, che deriva da Braut, anzi da vecchia parola tedesca Brut, che era la sposa, quindi la sposa del figlio, quindi la nuora. Gli slavismi non li conosco tutti, ne ho messi due: la zime, cioè l'inverno in sloveno, muci, stai zitto, o papucis, le ciabatte, ce n'è sicuramente altri. E poi anche i parallelismi con il francese. Non conosco bene il francese, quindi non li so tutti, ma sicuramente il suono che diventa cl o gl a seconda, non fatemi pronunciare però il francese. E poi finisco concludendo con questo: perché puntare sul friulano o sulla lingua che Walter ha mostrato si parla? Io appena so che ho qualche parlante, per esempio di lingua russa o sloveno, gli chiedo sempre: fatti una domanda, quando spiego l'accusativo, fatti una domanda: chi viene e chi vedi? Il chi è uguale, ti rispondi nella stessa maniera. Loro hanno i casi, quindi per loro è immediato capire una volta che gli si spiega questo, è una vera e propria risorsa. Credo che noi insegnanti di lingue dobbiamo sempre vedere chi abbiamo davanti, per questo è interessante fare queste indagini, capire chi abbiamo davanti, se è un parlante friulano, se è un parlante di lingua slava, se è un parlante spagnolo, sapere quali differenze ci sono nelle lingue, anche se non si conoscono proprio esattamente queste lingue, perché li aiutiamo, li facciamo attivare quelle conoscenze e fare quel transfer che loro hanno. Ma perché noi qui dobbiamo difendere il nostro friulano? Non solo per tutti questi vantaggi, ma perché rispetto, cioè
è che dobbiamo metterci a parlare in inglese con i nostri figli. Io non l'ho fatto, o tedesco con i nostri figli, io non l'ho fatto perché non è possibile, perché bisogna avere una quotidianità nel gestire le lingue, e tutti i vantaggi, tutta la prevenzione anche sulle malattie dimostrano che la lingua deve essere usata attivamente ogni giorno, e poi non c'è il contesto. Io non riesco a parlare se non c'è il contesto. Qui il contesto noi ancora l'abbiamo, dobbiamo difenderlo, quindi è importante che i ragazzi vengano stimolati anche a parlare le lingue che conoscono, che sia il friulano ovviamente, ma anche le altre, se provengono da altre famiglie. Ogni volta che ho degli alunni, figli di stranieri, quando i genitori vengono a colloquio, io gli dico: mi raccomando, parlategli nella vostra lingua, insegnateli, fategliela anche scrivere, non fategliela perdere. È una risorsa, è importante per tutti questi motivi. E perché, come è scritto qui, si impara da un contesto, quindi da più adulti che siano sicuri e devono essere di madrelingua, devono essere competenti. È difficile, se io non sono madrelingua, insegnare in maniera procedurale, si chiama così, una lingua ai propri figli. E poi questo, i frus non sono gnognos, non sono dai rocks, no? Io quando vedo che i bambini non parlano, pur essendo in un ambiente friulano, ma non parlano il friulano, non lo fanno perché hanno capito che noi vediamo il friulano come qualcosa di serie B, e loro lo capiscono istintivamente, immediatamente, per cui dicono: perché fare questa fatica, tanto tu mi capisci comunque e io non mi sforzo. No, sforzateli, è importante che vengano sforzati, perché perdono se non usano attivamente, hanno solo una comprensione passiva, perdono tutte queste risorse. Io finirei così e vi ringrazio.